L'oracolo si sta sollevando. Se quell'equilibrio viene turbato, l'universo lo corregge. Ogni sabato, ore 16. Ogni domenica, ore 14. Il grande cinema. Movie Time con Vincent. Il mondo ha di nuovo bisogno di te, della tua magia. L'intrattenimento, l'azione, l'avventura. Movie Time, la magia del cinema. Dentro l'ignoto. Quella è la destinazione. Radio Libertà, vi aspettiamo. Direi che siamo alla resa dei conti. Vi aspettiamo. Va ora in onda Oltre la pagina. Radio Libertà, oltre la pagina. Come si dice governo in tedesco? 1%. Ebbene sì, un sondaggio rivela che il 99% dei cittadini tedeschi non si riconosce nell'attuale governo. Questo governo non è neanche una grossa coalition, ci sono i Verdi, ci sono i socialisti, ci sono i socialdemocratici, CSU, CDU, SPD e scrivono le leggi e la Corte dei Conti, la Corte Costituzionale gliele respinge, trasmettendo quindi l'idea di essere anche incapaci. Voi capite che la Germania, per antonomasia, è il paese dove l'efficienza fa parte del DNA. E ne parleremo con Roberto Giardina, che vive in Germania, scrittore, giornalista. Ogni giorno c'è un articolo molto interessante sulla Germania, su Italia Oggi, direi anche molto interessante perché la Germania ci riguarda sotto molti aspetti, quindi magari con lui cercheremo anche di capire se è una causa o un effetto, perché la Germania è entrata in crisi. Il modello globalista adottato negli anni 90 con l'Unione Europea, affidarsi al mercato, il rapporto con i PEC, i paesi ex comunisti. La Francia si prendeva la France-Afrique, perché se uno va a vedere dal punto di vista delle norme non stava molto bene. Come praticamente cosa ha fatto? Con l'Italia ha chiuso un occhio sui deficit, alla Francia gli hanno permesso di fare affari con la France-Afrique e campo libero alla Germania nei paesi ex comunisti. È un riassunto brutale, grossolano, ma grosso modo è così. La Spagna l'ha lasciata che facesse per conto suo senza disturbare nessuno. Forse anche per quello che a un certo punto l'Inghilterra se n'è andata. No, questa è una mia conclusione che voleva essere spiritosa, non ha importanza. Poi è cambiato il mondo negli ultimi anni, è cambiato il Covid, il conflitto, l'Ucraina. Putin non è che entra in Ucraina per niente, perché ha capito che è cambiato il mondo e non per il Covid, stava già cambiando. E quindi la Germania ha visto il proprio modello entrare in crisi. E vorrei capire con Roberto Giardina se questo deficit delle classi dirigenti politiche tedesche è un effetto o una causa. Credo sia più che altro un effetto, ma questa è un'idea mia, lui che è là, che la vive dal di dentro. Mi ricordo anche quando ci raccontò proprio ai microfoni, l'ho intervista anche Antonino Danna tante volte, qualche anno fa, 3 anni fa, 4 anni fa, 3 anni fa, ci fu il boom dei Verdi e gli disse sono così incapaci che butteranno via tutto. Infatti cosa fecero i tedeschi? Proposero di abolire il Wurst di fegato, che per i tedeschi è come abolire gli spaghetti gli spaghetti al pomodoro, perché la pomarola è più napoletano, al pomodoro è di tutti in Italia, insomma. E così persero un sacco di voti, ciononostante riuscirono comunque
ad avere abbastanza voti per entrare nella maggioranza. Una maggioranza forzata perché dall'altra parte intanto stava crescendo l'AfD, l'estrema destra, che non lascia tranquilli, diciamo, moderati, eccetera. Va bene, mi sto dilungando troppo, poi ci parlerò di scrittore, mentre adesso per la rubrica redazionale Qui Parlamento, oggi non abbiamo un collegamento telefonico, bensì un contributo che arriva direttamente dalla regia, e ringrazio la coppiata vincente Davide e Lorenzo, guardali lì, da Gorizia a Perugia e dintorni, no, Terni, da Gorizia a Terni e dintorni, e quindi abbracciamo tre quarti di penisola. Quello che conta è che sono due bravissimi ragazzi, ma soprattutto sono molto bravi nella loro professione. Bontà loro, beati loro, sono pure giovani. E adesso Andrea, mi sembra il nome di battesimo, Costa, della Lega. Dimmi il nome, mi avevi detto il nome, non fosse Costa comunque. Ade- eh? Ah, perfetto. C'è stata una modifica. Nicola Ottaviani della Lega parla sempre, anche lui parla del decreto carceri, chiedo conferma. No, di cosa? Perfetto, allora lo sapete, ha fatto parlare molto, ne abbiamo parlato anche noi per cui Parlamento, doveva esserci Ingrid Bise che poi non era raggiungibile, ne ha parlato di nuovo, insomma è un decreto che ha fatto discutere, che però appunto sta cercando di sistemare le cose. Vi avevo detto, credo 10.000 agenti penitenziari, di polizia penitenziaria, forse mi sbaglio nel numero, la velocizzazione delle pratiche per chi ha diritto a delle agevolazioni, alla libertà provvisoria e quello che è, insomma, non è svuota carceri, perché pensare, ne parlammo anche col sottosegretario più di un mese fa, col sottosegretario Ostellari, sempre per la rubrica Qui Parlamento, francamente che bello sarebbe un mondo dove non ci sono carceri e tutti sono liberi, però la storia, la cronaca, la statistica insegna che chi viene liberato ha una percentuale di recidività enorme, torna a commettere il crimine per cui è stato incarcerato, quindi eh, ci deve essere la responsabilità nei confronti delle vittime, perché i, i garantisti, il Mattia Feltri, che a me piace moltissimo, veramente, figlio d'arte, non nel cognome del padre, però si dimenticano che ci siamo anche noi vittime. Proprio un anno fa la mia compagna fu aggredita era un marocchino, e ancora adesso va a farsi visitare perché le ha dato un pestone sul piede, e dove? In centro a Milano, nella Milano di Peppe Sala. Complimenti e Sala, grazie di tutto. Questa è una citazione metacinematografica che capiranno in pochi. Grazie di tutto, Mr. Sala. E bisogna pensare alle persone perché spesso le persone vittime, non nel caso della mia compagna che è gagliarda e forte, ma spesso siamo noi anziani, i giovani, più magari meno fisicamente ben messi, le persone più in difficoltà, e forse una società civile giusta dovrebbe preoccuparsi anche di loro, non solo di chi li borseggia, di chi li aggredisce, di chi li malmena. È populismo e demagogia, però è buonsenso, perché cosa altro aggiungere? Sentiamo allora questo contributo. Grazie regia. Qui Parlamento. Sì,
Qui Parlamento. Il buono e il cattivo. Mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 12 alle 13. Che giorno è? Con Pierluigi Pellegrin. Ed è tutto magna magna con Sammy Varin. Brutto non ascoltarli. Di nuovo in diretta, in simultanea con Radio Libertà oltre la pagina, e diamo un'occhiata a un paese che ci riguarda molto da vicino, riguarda tutti molto da vicino, come la Germania. Lo scrittore, giornalista, inviato fisso, no? Oserei dire, per Italia Oggi, ogni giorno possiamo leggere un articolo che ci dà un resoconto che non ci proviene, che non troviamo altrove, su quello che succede in Germania. L'ultimo, anzi non è l'ultimo, perché oggi ne è uscito un altro, io mi fermo a quello di ieri,
il 99% dei tedeschi non si riconosce più in questo governo ed è un discorso complesso che non riguarda solo le persone e il governo in sé, credo, ma una situazione complessiva della Germania. Allora, ci spiega tutto Roberto Giardina, lo abbiamo al telefono, al microfono, lo saluto e lo ringrazio. Grazie per essere qui a disposizione dei nostri ascoltatori, Roberto. Io ringrazio te, veramente, insomma, sono contento. Ti ringrazio. Mm. Roberto, io provo a fare un discorso complessivo. Tu spieghi anche come ci siano le leggi, c'è la legge elettorale, è stata fermata, la legge di bilancio è stata cassata, troppe spese, eccetera. Da una parte sembra che questa classe politica tedesca che governa la Germania non sappia nemmeno scrivere le leggi. Dall'altra però tu lo spieghi molto bene, è la prima volta che ci si ritrova nel secondo dopoguerra con un'alleanza di questo genere. Bene o male era sempre stato, come dire, un bipolarismo con i liberali, piccolo partito liberale fare ago della bilancia, socialisti o socialdemocratici da una parte o dall'altra. Sono entrati i verdi per fermare l'AfD che fa paura, la destra. Allora, la domanda è un effetto o una causa tutto ciò? Perché la Germania mi sembra, no, si stava meglio quando si stava meglio con Angela Merkel, Matter Merkel, no, la chiamavo. Però era un periodo in cui la Germania ha abbracciato un determinato, diciamo, indirizzo politico, geopolitico, economico, la globalizzazione, eccetera. Negli ultimi anni è cambiato tutto. Ecco, e la Germania è entrata in difficoltà, cosa che per noi qui in Italia io che nonostante abbia una certa età, Roberto, non ho mai sentito la Germania in difficoltà, forse è la prima volta che sento le cronache che riportano. Ecco, quello che succede a livello politico quindi è l'effetto di un disagio, di una difficoltà generale che c'è in Germania in questo momento, oppure è invece diciamo una causa, magari una classe politica che è meno fortunata di quelle precedenti. Succede anche con le generazioni dei calciatori. Io credo di più alla prima, ma io credo soprattutto a te. A te la parola. No, naturalmente la situazione è complessa, ci sono varie cause, ognuno poi sceglie quella che ritiene migliore, quello che lo rassicura di più, insomma, quindi c'è stata naturalmente la guerra in Ucraina e naturalmente ha provocato una crisi energetica, inflazione, quindi i tedeschi adesso sono un po' il Made in Germany in crisi, ma diciamo che la colpa, anche tra virgolette, è dei politici al governo, perché i Verdi hanno imposto la loro ideologia, cioè prima si salva il mondo e poi salviamo i posti di lavoro. Naturalmente anch'io sono contro l'inquinamento, però se fossi un operaio della Volkswagen sarei attento al mio stipendio, quindi i tedeschi cominciano ad avere paura. Poi, come dicevi anche tu, Angela Merkel è rimasta al governo 15 anni, la chiamavano la mammina, però l'assicurava i tedeschi e lei naturalmente arrivò anche in un momento difficile, no, come questo, nel 2005, quando la Germania era un po' in difficoltà perché pagava la ricostruzione della ex Germania comunista, quindi mancavano i quattrini e lei iniziò prima ancora del voto dicendo: se vengo eletta aumenterò le tasse, e i tedeschi votarono per lei perché sono realisti e conoscono le regole dell'economia. Adesso naturalmente sono divisi tra i liberali che non vogliono aumentare le tasse ma non vogliono neanche spendere in più per non andare in rosso, e la vecchia idea tedesca che bisogna assolutamente essere in pareggio, e questo ha provocato anche la situazione odierna, perché la Germania si trova con le autostrade che vanno rifatte, circa 1000 ponti rischiano di cadere come il ponte Morandi a Genova, e servirebbe 100 miliardi per le autostrade, 120 per le ferrovie. Adesso i treni superveloci tedeschi, l'ICE, sono meno efficienti, meno belli e soprattutto molto più costosi dei nostri Frecciarossa e Italo, quindi la Germania adesso quasi ci invidia certi aspetti della nostra società, e quindi c'è questo riflesso che il governo da 3 anni, diviso fra liberali e socialisti e verdi,
non riesce a decidere, fa scelte di compromesso che non sono mai efficaci e viene bocciato in toto. Cioè, come hai ricordato tu, solo l'1% desidera una replica di questo governo a tre. Torniamo sui Verdi, perché io mi ricordo benissimo, è passato un po' di tempo, Roberto, ma in un'intervista di qualche anno fa, i Verdi nei sondaggi erano fuori, cioè erano davvero in crescita mostruosa. E tu mi ricordo che in un tuo articolo io ti intervistai, beccasti un po', dicesti che tradizionalmente poi dal punto di vista pratico non sono proprio delle aquile. Infatti, quando cominciarono a espandersi, proposero di togliere i wurstel di fegato, mi sembra, dalle messe e persero già un sacco di voti. Ciò non gli impedì, però, grosso modo, correggimi se non ricordo proprio preciso, ma mi sembra di ricordare bene. Adesso questo era per dire che mi sembra, per esempio, che la presenza dei Verdi non mi permetto di essere di una parte o dall'altra, certo che lo sono, ma mi sembra che crei qualche problema. Per esempio, la politica estera è stato un stop and go, per esempio, nell'Ucraina. Cioè, la Germania aveva una politica estera magari scarna, correggimi sempre se sbaglio, ma chiara, precisa, non c'erano dubbi. Invece la ministra Verde, che l'hanno messa agli esteri, è stata un po'... A me è piaciuto molto, devo dirti la verità, Roberto, dopo il 7 ottobre disse, con quello che abbiamo tradotto con parole di Pierluigi Pellegrini, e chiedo scusa per la grossolanità, con quello che abbiamo fatto noi agli ebrei, quello che succede a Israele ci impegna in prima persona. Israele deve essere sempre protetta. E lì mi è piaciuto tantissimo, è stata una frase forte anche da politica. Mentre però, per esempio, io non entro nel merito pro-Ucraina, pro-Putin, perché per carità ci porterebbe lontano, ma ho visto una Germania che non si capiva da che parte andasse, che, Roberto, parlo sempre da fuori io, sei tu che sei lì dentro e puoi darmi la visione giusta. Non è la visione che avevamo noi della Germania. La Germania aveva una posizione e poi la manteneva fino alla fine, fino ai termini della questione, e poi si aggiornava. Anche questo mi sembra provochi, cioè credo che la Germania in questo momento manchi di quello che è l'ingrediente per un paese dove l'efficienza è proprio nel DNA, stabilità. Sì, infatti diciamo che nell'ultima generazione, questa dei trentenni, cioè nati quando è caduto il muro, cioè sono passati adesso 35 anni, quindi è già veramente un'altra generazione, sono un po' diversi da quelli che conoscevo io, insomma, che erano più, come dicevi, pragmatici, decisi e che erano fedeli alle proprie opinioni anche pagando prezzo, perché magari perdevano le elezioni ma non cambiavano politica. E per quanto riguarda l'Ucraina, Scholz, il cancelliere socialdemocratico, aveva detto: io sono naturalmente per Kiev, ma devo pensare prima ai miei tedeschi, che non voglio coinvolgere la Germania in una guerra. Quindi era contro la fornitura di missili tedeschi in grado di colpire Mosca, e questo è stato accusato dagli ucraini, che ricordavano i massacri compiuti dai nazisti nel loro paese nell'ultima guerra, e così via. Poi adesso di colpo ha cambiato linea e ha permesso lo stazionamento dei missili contro il stato nucleare americani intorno a Berlino, e naturalmente Putin risponde: e io punto i miei su di voi. E quindi è cambiato tutto. I verdi della Verbo erano pacifisti sempre, e adesso sono diventati guerrafondai, ma anche loro hanno due anime. Per esempio nel Baden-Württemberg, dove si trova Stoccarda, hanno l'unico primo ministro regionale da 12 anni e governano bene, e questo premier è un professore di fisica in pensione, ha 75 anni, e dichiara: ma io quando avevo 20 anni volevo cambiare il mondo, adesso mi accontento di cambiare giorno per giorno quello che è possibile. I suoi compagni di partito a Berlino invece sono dogmatici e fondamentalisti, quindi hanno cambiato continuamente anche le loro idee. Per esempio il ministro dell'economia Habeck, che ha cercato di imporre le macchine elettriche, anche concedendo premi a chi le comprava,
e poi improvvisamente ha abolito questi premi perché non c'era più euro, e adesso ci sono se puoi comprare una macchina elettrica in Germania hai uno sconto del 40% perché nessuno le vuole, e quindi i tedeschi al 65% sono fedeli alle macchine a benzina, e questo ha provocato naturalmente grandi difficoltà alle case automobilistiche, e se va in crisi l'automobile in Germania va in crisi tutto il Made in Germany e così via. Quindi questo stop and go ha naturalmente irritato gli elettori. Adesso Habeck aveva imposto come riscaldamento le pompe di calore. Io ti confesso che sono ignorante, per capire cosa fossero ho cercato su Google, ma diciamo che entro il 2030 tutti gli appartamenti, le case, i palazzi o anche le dace nei boschi devono essere riscaldate con pompe a calore, abolito il metano, abolito tutto. Ma poi si è scoperto che le pompe a calore mancano, per costruirle ci vogliono 44 anni, quindi anche in questo, come dicevi tu, non sanno fare i conti. E quindi questo ha evitato profondamente gli elettori che si sentono insicuri. Ma Roberto, e qual è il quadro che si prospetta? Oggi anche tu hai scritto un altro interessante articolo, lo stavo riprendendo adesso, le nonne contro l'FD, quindi diciamo il passato che un po' mette in guardia. Però che aspettative c'è? L'AfD fa paura. Io non so se siano così nazisti come li dipingono altrove, se siano così pericolosamente di destra o meno. Credo ci siano delle esagerazioni. Per quello che ho letto, per quello che posso capirne, ci sono delle cose che francamente mi lasciano a dir poco perplesso, ma anzi, ho te, Roberto Giardina, e quindi chi più di te può spiegarmi un po' questo FD. Però mi sembra che come alternativa non sia abbastanza condivisa, cioè soprattutto metta molta paura. Però altre alternative mi sembra che in questo momento il panorama tedesco, abituato, no? Come dicevi, socialdemocratici o socialisti, e in mezzo i liberali a fare da equilibratori. Adesso la Germania appunto è un po', mi sembra politicamente un po' instabile. Cosa puoi dirmi? Chiudere il paese più stabile d'Europa adesso assomiglia sempre di più all'Italia o alla Francia, perché naturalmente il panorama è completamente cambiato. La SD, adesso si vota il 1° settembre, si vota in 2 regioni della Germania Est, la Sassonia e la Turingia, e a fine settembre nel Brandeburgo, che è il Land, la regione che circonda Berlino, e la SD in queste 3 regioni è il primo partito con il 30%. Naturalmente, e poi non si può formare un nuovo governo regionale senza la SD, a meno che non mettesi tutti insieme, e naturalmente un governo da ammucchiata in questa maniera non sarebbe in grado di funzionare. E quindi, come anche bisogna anche ricordare che la SD non votano tutti neonazisti e razzisti, secondo i sondaggi circa il 20%. Gli altri votano contro gli altri partiti, sono scontenti, sono delusi da tutti, e quindi per protesta votano a destra. E l'unico nuovo partito è quello di Sarah Wagenknecht, cognome difficile da pronunciare forse per gli italiani, ma è la moglie di Oscar Lafontaine, il vecchio compagno di Gerhard Schröder, per cui diceva il mio cuore batte sempre a sinistra. Lei da giovane, a 20 anni, è nata nella Germania Est e è iscritta al Partito Comunista. Adesso la Linke, l'erede del Partito Comunista Orientale, estrema sinistra, la voleva buttare fuori perché lei condivideva, secondo loro, alcune idee della destra, ma lei dice: io non posso negare che qualche idea è anche buona, se noi abbandoniamo certi temi alla destra facciamo il loro gioco. Quindi per esempio è contro l'immigrazione incontrollata, dicendo è chiaro che la gente che ha il minimo di stipendio o la pensione al minimo poi si risente perché si spendono, secondo loro, troppi miliardi per l'accoglienza. Si accorgono tutti, anche i criminali, e questi non si riesce a rimandarli indietro, neanche i presunti terroristi. Quindi è una situazione di emergenza, mentre sicuramente i soliti buonisti sono contrari, vogliono accogliere tutti. E quindi questo partito di Sarah Wagenknecht
hai al 20%, al 15% all'est e al 10% in tutta la Germania, ed è stato fondato appena a gennaio. E se si escludono l'AfD e Sara, all'est non si può fondare nessun governo fra un mese, e questo è ancora più destabilizzante. Quindi è chiaro che il prossimo governo federale in Germania si vota in tutto il paese nel settembre del 2025, dovrà tenere conto sia di Sara sia dell'AfD. Che succede alla Germania? Queste sono domande che riguardano tutti noi italiani e tutta l'Europa. Come? Un altro aspetto, no? Ho letto nei giorni scorsi, Roberto, Carola Rackete, che rappresenta, no, non so quanto rappresenti, comunque l'estrema sinistra, si è pronunciata a favore di Maria Corina Machado, stiamo parlando del Venezuela, contro Maduro, e pensa che un esponente di Rifondazione Comunista, che invece dice che Maduro è vittima della propaganda americana, ha detto che Rackete ha detto cose di destra. Allora vado in Germania, perché è da lì che viene Carola Rackete. Anche questo è un segnale di confusione, insomma. Poi non so bene come l'estrema sinistra in Germania si muovesse. Quella italiana sì, ma quella tedesca francamente non. Poi Carola Rackete è una generazione anche molto, molto fresca, molto nuova, che io posso conoscere fino a un certo punto. Però mi sembra che questo è comunque una che ha preso i voti, è una che rappresenta un certo tipo di sinistra, e si pronuncia a favore di un esponente venezuelana che è contro Maduro, e la sinistra europea gli dice sei di destra. Anche questo è un altro flash interessante, mi sembra, o comunque rivelatore, o no? Certo, bisogna anche ricordare che questa link, dopo l'abbandono di Sara Wagenknecht, è scesa al 2-3%, quindi non sarà più rappresentata al prossimo Parlamento, al Bundestag, per cui c'è il limite al 5%, che viene rispettato. Anche questa è una differenza tra Italia e Germania. Da noi ci si mette tutti insieme per superare il nostro sbarramento, e poi dopo il voto ci si divide. Qui invece rimani fuori e basta. E quindi questa è una delle questa è la riforma elettorale che voleva fare anche il governo al potere, che è stata bocciata dalla Corte Costituzionale. Quindi ci sono molte differenze tra Italia e Germania, anche se le nostre Costituzioni al 90% sono quasi uguali, perché furono imposte dopo la guerra dagli alleati. Però ci sono alcune differenze fondamentali. Per esempio, un governo non cade se viene messo in minoranza, ma ci vuole un voto di sfiducia costruttivo, cioè devi presentare una nuova maggioranza possibile, e questo in Italia avrebbe evitato decine di nostre crisi di governo, per esempio. E la Germania, come ricordavi, era più stabile. Adesso questo sistema si sta un po' logorando, appunto perché la situazione europea e tedesca, anche a causa dell'Ucraina, è completamente cambiata. Se si votasse domani, i tedeschi voterebbero per la Merkel, secondo i sondaggi, ed essere ritirata solo per stanchezza, perché sennò sarebbe stata ancora rieletta. Adesso tutti ce l'hanno con lei perché accettava il gas a prezzo molto basso da Putin, ma lei, che essendo cresciuta all'est, perché in realtà era nata ad Amburgo, e non amava Putin, però parlando russo era quella che lo incontrava più spesso, e diceva: ma se noi vogliamo risolvere la crisi tra noi e l'est, o anche la guerra in Ucraina, bisogna parlare con l'avversario, mentre gli americani l'hanno escluso completamente dal G8, che è diventato G7, e dagli incontri per la pace. Quindi adesso la Merkel, che viene criticata, dice: ma io mi sono comportato in una certa maniera, ma tutti voi eravate d'accordo, a tutti faceva comodo il gas russo. Adesso usciranno a novembre le sue memorie, e lei naturalmente si prenderà qualche piccola vendetta, rivelando quello che è avvenuto dietro le quinte in questi anni. Roberto, un'ultima cosa, vedevo, no? In Germania c'è un sistema elettorale di un certo tipo, no? Si vota per i Länder, Bundesrat e il Bundestag invece per quel che riguarda. E io me lo ricordo perché l'ho portata come tesina tanti anni fa all'esame di giornalista professionista.
Ma sto parlando di 16-17 anni fa, quella volta il modello, e anche oggi, sai che qui in Italia si parla di premierato, anche quella volta e anche oggi si dice il modello tedesco potrebbe essere quello giusto, quello utile per l'Italia. Però da queste cronache mi accorgo che sono i partiti che danno la stabilità, perché è un sistema che fino adesso sembrava blindato, è un sistema che non ha portato, non era quindi il sistema elettorale, era la politica tedesca che portava stabilità, perché adesso che la politica tedesca non riesce più a portare stabilità, tu mi insegni, ci hai spiegato questo AfD che cresce, questi movimenti che fermentano, i verdi, eccetera, e non c'è sistema elettorale che tenga. Stavo pensando anche un po' a casa nostra, no? Perché sono tutti pronti nell'indicare determinati sistemi. Cosa mi dici? No, hai ragione, anche perché diciamo, appunto come ricordavo anche io prima, i vari politici non tradivano se stessi per convenienza elettorale. Adesso io ho ricordi più vecchi purtroppo, ma dico negli anni 70, all'inizio degli anni 80, Schmidt, il cancelliere Helmut Schmidt, dato che c'era un'inflazione del 5%, non volle adottare una politica deflazionistica che avrebbe messo in pericolo i posti di lavoro. Il suo alleato, sempre i liberali, che la pensavano diversamente, uscivano dal governo e passarono con i cristiano-democratici di Helmut Kohl. All'inizio l'era di Helmut Kohl che durò 16 anni, ma Schmidt sapeva che perdeva, ma non volle tradire la sua anima, diciamo, socialdemocratica, anche se è un socialdemocratico alla tedesca, quindi in economia molto pragmatico, però fino a un certo punto. E anche, diciamo, Gerhard Schröder, quando perse contro Angela Merkel, poteva evitare di perdere la cancelleria se si fosse tornato ad alleare con Oscar Lafontaine, l'ex amico che l'aveva lasciato perché era contrario alle sue riforme sociali. Però sia Schröder che Lafontaine non si strinsero la mano perché tennero fede a se stessi, alla parola data agli elettori. Ma adesso, come diciamo, la morale politica è cambiata, anche perché è facile essere così pragmatici quando le cose vanno bene, quando le cose vanno male diventi un po' meno sicuro. Diciamo. Io voglio fare un paragone sportivo: la Juventus aveva usato il fair play quando vinceva sempre, quando hai cominciato a perdere si è comportata in maniera come tutti gli altri. E qui allora, visto io sarei un anti-juventino naturale interista, c'è una cosa, Roberto, visto che siamo in piene Olimpiadi, no? Io a una certa età mi ricordo che da ragazzo, io amo il calcio, anche se originariamente adoravo la box, Muhammad Ali per me era super, e sentivo da ragazzo sempre il calcio è sempre con gli arbitri, le polemiche di qua, le polemiche di là, e io dicevo, ma scusate, anche perché io ho sempre amato tutti gli sport, e comunque guardate che siete tutti mantenuti dal Totocalcio, perché fino a 20 anni fa era così, grosso modo. E adesso vedo le Olimpiadi e la pallavolo, e la pallanuoto, e il judo, e la box, e la scherma, sono tutti lì che sbraitano in una maniera incredibile contro l'arbitro, che neanche noi interisti, come quella volta con Ronaldo e contro la Juventus. Scusa, non c'entra niente, ma hai citato una situazione sportiva, mi è venuto in mente questo, però, che non so se il calcio abbia calcizzato gli altri sport, o se in realtà poi quando uno si sente leso nei propri diritti le reazioni sono uguali, che sia calcio, judo, lotta libera o quello che è. Ho notato questo, non so se segui le Olimpiadi, mi ha stupito perché addirittura le polemiche sulla pallanuoto, chiedere di annullare la partita è una cosa che neanche nel calcio non mi ricordo. Infatti questa io non ho visto la partita e penso forse abbiamo ragione noi, però la partita non si annulla, si sa che l'arbitro ormai quello che dice ha sbagliato o non ha sbagliato, la partita viene accettata in qualunque sport. Io purtroppo le Olimpiadi non le seguo perché il TV tedesco trasmette solo gli incontri loro, e l'Italia la vedo per 2 secondi nel telegiornale
se viene conclusa un'impresa. Però tu mi hai invitato, come si dice, a nozze, perché tu sei interista, io naturalmente mi piaceva l'intro di Elena Herrera, lo ricordo benissimo, il gol in contropiede che facevano arrabbiare i tedeschi, ti ricordi? Poi no, tu non ti ricordi perché sarai giovane, la partita contro il Mönchengladbach negli anni 70, quando la partita fu annullata per una lattina di Coca-Cola lanciata contro Boninsegna, credo. E poi l'Inter vinse naturalmente nella partita venne rifatta. Quindi, e io però faccio il tifo per il mio Palermo, quindi gli arbitri generalmente non ci favoriscono, se posso dire una cosa da tifoso. Da appassionato, purtroppo devo chiudere. Roberto, da appassionato di calcio, io non vedo l'ora di vedere di nuovo la favorita in Serie A. Tra l'altro mi ricordo l'ultimo anno del Palermo, gli anni. Tra l'altro c'era un friulano presidente, Zamparini. Io sono mezzo friulano. So che era uno spettacolo, sia per la sportività del pubblico, la favorita è uno stadio meraviglioso. Guarda, è un dettaglio, per carità, la maglia del Palermo è meravigliosa, è fantastica, e quindi credimi, se il Palermo viene in Serie A siamo in tanti a essere riesce a tornare in Serie A, saremo in tanti a essere contenti, anche perché la Sicilia deve tornare in Serie A. Se vedete 2 secondi, voglio dire che la Bild Zeitung, il giornale popolare tedesco, mise la maglia del Palermo a fare i 10 più belle al mondo, quindi vabbè. Non vinceremo mai la Coppa dei Campioni, ma insomma questo è già qualcosa. Vabbè, vedi che allora non sono. Beh, no, so che siamo in tanti ad amare quella maglia bellissima. Tanto giocò anche Pizzul, tanto per i Friuli, quindi c'è un ponte ideale. Se non ricordo male, giocò anche Pizzul col Palermo. Quindi c'è un ponte tra Friuli e Palermo. Roberto, intanto c'è un ponte tra Radio Libertà e Italia Oggi. Roberto Giardina, ti ringrazio davvero, a risentirci al più presto. Grazie ancora, ciao. A presto. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Come tradizione di Oltre la Pagina, apriamo al lunedì alle 11, chiudiamo venerdì alle 11:30 con un suggerimento, con una proposta musicale di Giorgio Gaber, una sorta di nume di Radio Libertà, nume tutelare, chi lo sa. E come ogni venerdì chiudiamo la settimana con Parola di Scrittore, la rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini. Ve lo voglio anche ricordare, Patrizia è a vostra disposizione se avete il libro nel cassetto. Chi non ce l'ha il libro nel cassetto, potete inviarglielo in forma cartacea a via Andrea Verga 4, Ardèche Comunicazione, scritto Ardèche Comunicazione, via Verga 4, il CAP è 20144 Milano, oppure se l'avete in PDF per email press 2 numero, scritto numero, @ardèchecomunicazione.com, ardèchecomunicazione.com. E oggi torna, dopo un po' di mesi, era gennaio, se credo fosse la prima puntata, una delle prime puntate dell'anno, sicuramente credo il primo Parola di Scrittore dell'anno, Marco Della Croce, perché continuiamo con Dario De Santis, con il commissario Dario De Santis, La Spezia 1940, e anche qui abbiamo un crimine particolarmente oscuro, un oscuro delitto. La Spezia 1940 è un'altra indagine per il commissario De Santis, Fratelli Frilli Editori, collana Super Noir, 16 euro, 288 pagine. Lo trovate sia online che in libreria. Marco Della Croce torna ai nostri microfoni, bentornato, è un piacere sentirti, Marco. Grazie, piacere reciproco, buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Marco, visto che sei così gentile, io voglio ricambiare. Senti cosa hanno scritto i tuoi lettori. Tu hai i lettori, quindi già questo è bello. E sì. Allora, bellissimo, avvincente, triste, malinconico, scritto con l'abilità dei grandi maestri. Ascolta, un protagonista tra Marlowe e Maigret. Ritmo incalzante, ottima scrittura, ritmo mai scontato, colpi di scena, balzo in avanti per un commissario maturato che meriterebbe una serie televisiva, splendida caratterizzazione psicologica, standing ovation, ricostruzione storica accurata e dettagliata, superlativo, magistrale, bravura nell'uso dei dialetti, perché so c'è anche il dialetto toscano, napoletano, sì, eccetera. Sì.
ipnotizzante da leggersi in apnea. Tra l'altro, Marco, io mi ricordo bene che questi grosso modo erano i commenti che hanno accompagnato anche il precedente romanzo, sempre con De Santis. Erano parole diverse, magari lettori diversi. Complimenti, perché se qualcuno dicesse queste cose di me, comunque sarei soddisfatto. Ho fatto qualcosa di buono, penserei. Complimenti davvero. Sì, effettivamente è quella la sensazione. Già dal primo romanzo di questa serie, perché io sto scrivendo 2 serie parallelamente, questo è il secondo romanzo della seconda serie ambientata negli anni, diciamo, della guerra, ecco, poco prima della guerra. Il precedente romanzo, Nero come la neve, ha avuto tantissimo successo, ha vinto dei premi anche abbastanza importanti, quindi sono molto soddisfatto. Adesso è un mese che è uscito questo, la continuazione, diciamo, tra virgolette, anche se ovviamente si può leggere in maniera autonoma senza alcun problema, e devo dire che insomma stanno continuando ad arrivare i complimenti, che dire, sono ovviamente soddisfatto, anche perché Marco, la soddisfazione grande è proprio quella del gradimento dei lettori. Marco, adesso sto per dire forse una cosa anche che è scontata, non sono un critico letterario, ma quando leggo commenti di questo genere mi dà un'idea, mi prendo questa confidenza, perché un po' è come se ci conoscessimo, ho fatto delle belle chiacchierate. Sì, certo. Tu, secondo me, sei uno che a scrivere questi romanzi si diverte un sacco, ma si diverte veramente fatica, perché per lavorare bene devi mettere insieme poi il 1940, quindi ricostruzione storica, costruzione psicologica, e c'è una trama articolata, ma ho l'impressione che tu veramente provi un piacere, un divertimento che poi si legge nelle pagine che scrivi, o sbaglio? No, non sbagli, io mi sono sempre divertito a scrivere, ho sempre scritto tutta la vita, non narrativa, diciamo, gli ultimi 15 anni, ma prima ho fatto il giornalista pubblicista, sceneggiatore di fumetti, saggista, insomma ho sempre scritto perché è la cosa che mi riesce, che mi piace, che mi diverte. È un processo, quello della scrittura, estremamente faticoso, hai ragione, ma che dà anche grandi soddisfazioni. Ad esempio, scrivere romanzi ambientati in quegli anni presuppone un lungo periodo di immersione in quel periodo, quindi diciamo di studio del contesto storico, eccetera. E diciamo che questo è una delle parti più divertenti per me, andare nelle biblioteche, leggere i giornali dell'epoca, leggere libri che parlano appunto della vita degli italiani in quel periodo. Per me è una fonte di grandissimo piacere, effettivamente, oltre ovviamente a scrivere, certo. E prima di entrare un po', senza spoilerare, termine orribile che ormai però uso abitualmente, sono imperfetto, ancora più imperfetto di altri. C'è un punto, quasi, non so se siano le sincronicità junghiane, ma proprio in questi giorni, con ospiti, parlando di politica, parlando di cronaca, stavo registrando, ma non da oggi, come lo spettro della guerra stia incombendo, no? Anche Ursula von der Leyen che dice l'Europa può andare in guerra, quindi dobbiamo armarci. Certo. Poi vediamo Israele, quello che succede, Israele, l'Iran, cioè, e vedo che io parlavo con un ospite che più o meno della nostra età, coetanei, quando eravamo giovani, da parte di noi giovani, che fosse sinistra, destra, non ha importanza, ma c'era, io sto parlando fino agli 70 e anni 80, c'era ti ricordi The Day After, no? C'era la paura. Io adesso vedo una sorta di inconsapevolezza. E nel tuo libro, nel tuo romanzo, sono le date della seconda guerra mondiale, perché giugno 1940, 10 giugno, te l'avevo chiesto ieri, perché io non so, c'era stato non so cosa mi è successo, un blackout, non avevo trovato la data. 10 giugno l'Italia entra in guerra, il fascismo porta l'Italia in guerra, il fascismo schifoso. Mi raccontava mio zio che ha fatto la campagna di Russia, come lo hanno mandato in Russia, è tornato con una mano congelata. Però le cause, la colpa è del fascismo, ma la guerra l'abbiamo fatta noi persone comuni, ed è terrificante, è terribile, perché appunto sono abbastanza anziano da aver sentito i racconti.
E quindi questo romanzo, ho detto, no, sincronicità junghiana, entra anche storicamente in un ambito di cui io sto parlando in questi giorni, perché senza voler fare allarmismi, però io sono stupito e vedo che ci sono nostri coetanei, Marco, che condividono la mia preoccupazione, che il fatto che non ci sia la coscienza di quello che può succedere. Papa Francesco ha detto la terza guerra mondiale a pezzi e quasi lo hanno deriso. Io non sono neanche un praticante, quindi figurati. Però ha detto una cosa, secondo me, importante, seria. Sì, oltre che il molto importante. pulpito. Anch'io non sono praticante, ma condivido al 100% quello che hai detto. Certo. E quindi credo che nel tuo romanzo ritroviamo magari che anche il clima che c'era, perché mi sembra anche ci fosse anche quella volta, e chiedo a te che hai ricostruito La Spezia del 1940, quello che vedo, quello che io non ho studiato chiaramente come te, ho studiato qualcosa, ma mi rifaccio documentari, perché a romanzi anche. Mi sembra che anche in quegli anni ci fosse questa sorta quasi, addirittura, no? C'era quell'orribile documento qui a Milano, era a Roma, con il duce che dice andiamo in guerra e sotto ci sono per carità sono tutti chiaramente, fanno parte del suo partito. Io credo che quelli che erano sotto, che esultavano per la guerra, non sia andato nessuno in guerra, sono andati gli altri a posto loro. Però sta di fatto fa parte proprio della psicologia, diciamo, del controllo delle masse. Lui l'aveva capito benissimo, e quindi quello che volevo dirti è che sono molto d'accordo con l'analisi che hai fatto, perché diciamo la poliedricità e la bellezza del genere noir, se così si può chiamare genere, perché molti mettono in dubbio il fatto che esista di genere, diciamo, il noir permette non tanto di concentrarsi sulla vicenda criminosa che viene descritta e che comunque deve essere seguita dallo scrittore in una maniera puntigliosa, precisa, eccetera, ma più che altro è il contesto. Quindi il noir serve per parlare, almeno per come la intendo io, il concetto di noir serve per parlare del contesto storico, politico, ambientale, economico, geografico, tutto quello che vuoi. E quindi diciamo, lo scrittore, non crediamo mai, e non credete mai, al fatto che uno scrittore non lancia messaggi. Lancia sempre messaggi, inconsciamente, chiaro, non deve essere palese, perché non è quello il suo mestiere. Ma le mie due serie, sia quella ambientata negli anni 40, poi c'è un'altra ambientata negli anni di piombo, quindi anni 70, sono serie che parlano dell'oggi, non del domani, delle ieri. Parlano dell'oggi, fanno riferimento, vado a cercare le radici di quello che è oggi. Poi se mi riesce o meno, questo dipende chiaramente dal lettore, però il mio intento è proprio quello. Parlare di una vicenda criminosa qualsiasi, ma che avviene perché il contesto di quel momento la favorisce, e il contesto di quel momento è, diciamo, il terreno di cultura degli anni a venire. Infatti, tanto questo proprio anche coincide col giudizio di un tuo lettore, no? Sul protagonista tra Marlowe e Maigret. Se leggi Chandler, io la prima volta che ho letto Chandler, convinto di leggere un giallo, ingenuamente, da ignorante, perdonami, no? Poi dico, no, aspetta un attimo, che romanzo è? E entro proprio, mi infilo nel solco che tu hai indicato adesso. Leggo Chandler per tanti anni fa, mamma mia, cos'è questo? No? Non l'avevo scambiato per un giallo, ero convinto di trovare un giallo, invece mi trovavo quello che dicevi te, il messaggio, la descrizione, il contesto, eccetera. E questo ma mi vedi, sembra che sia... Luigi, in questo effettivamente siamo molto simili, perché io ho cominciato ad amare questo tipo di genere leggendo Marlowe e Hammett, che sono poi gli inventori del cosiddetto giallo hard boiled, chiamato così in anglosassone, ma che si può tranquillamente più o meno tradurre in noir dalle nostre parti. Parlare del contesto, sì, l'omicidio, gli omicidi sono importanti, le indagini, quindi c'è una trama gialla, una vicenda criminosa, che però è un gancio, per quanto mi riguarda, è un gancio per attirare il lettore dentro la storia ed esporgli il contenuto in cui, e il contesto in cui questo omicidio, questi omicidi sono avvenuti. Infatti
è un oscuro delitto, nel contesto lo è, cioè c'è anche in questa figura di questo il cavalier Carlo Testoni, uno che ha fatto soldi in Argentina, tutti gli vogliono bene, buonissimo, addirittura è anche iscritto ai fascisti locali senza praticare, eccetera, e viene ucciso in modo orrendo, e quindi un oscuro delitto. Già lì comunque c'è un po' la metafora di quello che sta succedendo, chiaramente. Ma come, ecco, come stai costruendo, come stai facendo crescere questo personaggio, questo questo commissario Dario De Santis? Mi intriga molto, perché è un uomo del 1940 che però è anche molto moderno. Come rispetto al romanzo precedenti che ha avuto tanto successo, come dicevi, come ci hai lavorato sopra? Quanto ti ha condizionato? Perché hai vinto anche premi, poi ti ho letto prima i commenti, ti condizionano il fatto di aver anche trovato successo, cioè tutti voi scrittori che scrivete più romanzi, è chiaro che avete un vostro successo, tu ne hai trovato anche tanto. In che misura ti ha condizionato? Certo, sì, Se ti ha diciamo condizionato, perché magari proprio non ti ha condizionato per niente, anzi non ti conosco, ma credo che non ti abbia condizionato. In realtà questo secondo romanzo è stato scritto quando il primo ancora non era stato pubblicato, quindi non mi ha condizionato. Ora che sto scrivendo il terzo, posso farci il ragionamento. Ecco, guarda, ti posso dire che mi condiziona solo in questo, nell'andare avanti, nel vedere che diciamo il tuo lavoro piace, il tuo lavoro viene apprezzato e allora hai una spinta in più. Però per quanto riguarda diciamo l'evoluzione e la caratterizzazione del personaggio, obiettivamente io faccio parte di quella schiera di lettori che non sa mai, quando inizia il romanzo non sa mai che cosa c'è nel secondo capitolo, scrivo il primo e vado avanti, quindi non ho tutta la storia in testa e quindi non ho neanche in testa un'evoluzione del personaggio, se non di massima, certo, chiaramente. Quello che però è importante, diciamo, nella scrittura, e questo lo insegno anche ai miei allievi del master che conduco a Genova ogni anno di scrittura creativa, è quello che un personaggio deve evolvere comunque, in positivo o in negativo non ha importanza, deve evolvere, non può rimanere se stesso. Possono rimanere se stessi i supereroi dei fumetti Marvel, perché quelli devono rimanere se stessi, ma un personaggio di romanzo, un personaggio seriale deve evolvere. Certo, mantiene le caratteristiche, diciamo, fondamentali, ma diciamo la vicenda, quando si conclude la vicenda di cui lui è protagonista, lo ha cambiato, lo cambia. Quindi seguo l'evoluzione di questo mio protagonista, diciamo quasi subendola, nel senso che i personaggi, tu credi i personaggi, è vero, ma i personaggi sono dotati, ti assicuro, di una loro autonomia e a un certo punto prendono una strada e vanno avanti per conto loro e tu li devi assecondare, perché nel momento in cui tu li forzi sbagli proprio il romanzo, perché verrà fuori una trama artificiale, con Deus ex machina che spiegano qualcosa, e questo è veramente uno sbaglio da matita blu o rossa che sia. No, il personaggio deve essere secondato, cambia anche la trama che hai in mente, non ha importanza. E quindi vedi che cosa succede. Facendo così effettivamente vengono fuori buoni prodotti. Poi ci sono tantissimi altri ingredienti perché un romanzo possa uscire bene. Intanto ci vuole un'autodisciplina, una dedizione pazzesca. Cioè io ci lavoro un anno, di cui 4-5 mesi per la stesura e il resto per la revisione. Cioè passo più tempo nella revisione, parola per parola, eccetera, che non tanto nella stesura del romanzo. E questo è sacrificio, tra virgolette, ovviamente non è un sacrificio da muratore o da minatore, ma è un sacrificio comunque che costa molto tempo, costa molta fatica e costa notti insonni a pensare ad eventuali correzioni, però poi alla fine il risultato ti premia. Quello è un po' la visione del prodotto finito. Certo. È una citazione, lo so, è una radio un po' da una parte politica, ma questa è una citazione marxista. Io che ho lavorato in fabbrica so cosa significa quando non hai la visione del prodotto finito, la frustrazione, quando invece certo.
come quel lavoro che hai appena detto tu, quello di costruire il personaggio, poi correggerlo, poi sistemarlo, eccetera. Ti accorgi, no? Non sono uno scrittore, Marco, però ti accorgi quando sei arrivato alla conclusione, e sinceramente mi immedesimo, posso capire, posso immaginare quello che si prova. Veramente penso sia un piacere umano, una cosa naturale, il piacere del prodotto finito. Marco, l'importanza del dialetto, perché ho visto che è stato molto apprezzato anche questo e che ne usi parecchi. Ci sono precedenti nobili da Pasolini a Gadda, no? Dal pasticciaccio a Una vita violenta, eccetera. Come hai optato per questa scelta dei dialetti, che è anche una caratteristica di quegli anni? Fino agli anni 60 si usavano dialetti ovunque, anche agli anni 70. Esattamente, il dialetto era molto usato soprattutto in quegli anni lì, no? E quindi ho cercato appunto di renderlo un po' più realistico, veritiero, non vero, ma veritiero. Ecco, anche sul dialetto c'è una tecnica, non si deve mai, secondo me, fare tutta una frase in dialetto, ma farla in italiano e metterci qualche parola in dialetto. Pasolini faceva così, perché deve dare la sensazione che quel personaggio sia napoletano, che sia siciliano, che sia toscano. Non è necessario tutta in dialetto, anche perché poi ci vorrebbe una nota per tradurlo. Ci sono certi dialetti come lo spezzino che è quasi incomprensibile. Se io dovrei mettere una nota, ma le note nei romanzi rallentano, interrompono il flusso di lettura, e non è bello. Quindi metterci qualche parola, quelle più famose, no? Cioè li mortacci, tutte queste espressioni particolari che aiutano un pochino, una C aspirata per il toscano, cose così, ma non completamente. Quindi cerco di studiarlo attentamente. Chiaramente, come hai detto tu, i dialetti erano parte importante della società di allora. Quindi sono imprescindibili anche per la ricostruzione dell'ambiente. Marco, io devo chiudere. Allora, ricordo ancora Un oscuro delitto. Non vi abbiamo detto niente della trama. Un oscuro delitto, secondo me, già dal titolo avete idea di quello che vi aspetta, e quindi davvero avvincente. La Spezia, 1940, un'altra indagine per il commissario De Santis. Fratelli Frilli editori, collana Supernoir, ripeto, 16 euro, 288 pagine. Marco Della Croce, io ti prenoto per il prossimo, perché immagino che De Santis abbia già un terzo episodio, una terza... Sì, lo sto finendo in questo mese, diciamo, e quindi a giugno dell'anno prossimo sarà di nuovo in pista. E noi siamo qua a tua disposizione. Grazie di tutto a Marco Della Croce, parola di scrittore. Grazie a te, Pierluigi, e grazie a tutti i radioascoltatori che hanno avuto la bontà di ascoltarci. Grazie. Avete ascoltato Oltre la pagina. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.